Completato il puzzle delle nomine dei dirigenti generali della regione siciliana, la Giunta Schifani ha provveduto a designare i vertici dei 20 dipartimenti sui 32 complessivi dell'amministrazione regionale in virtù dello spoil system previsto dalla legge entro i 90 giorni dall'insediamento del governo. Sono confermati nel ruolo e nell'incarico Salvatore Cocina alla Protezione Civile, Carmelo Frittitta alle attività produttive, l'Agrigentino Silvio Cuffaro, nonché sindaco di Raffadali, alle finanze e al credito, Maria Letizia Di Liberti alla famiglia e alle politiche sociali, Carmen Madonia alla funzione pubblica, Dario Cartabellotta riconfermato all'agricoltura e Rino Beringhelli all'urbanistica. Confermati nel ruolo ma con un nuovo incarico Vincenzo Falgares alla programmazione, beni culturali, Salvatore Lizio alle infrastrutture, Fulvio Belloma allo sviluppo rurale, Patrizia Valenti all'ambiente, Giuseppe Battaglia al Corpo Forestale. Le nuove designazioni vedono Vitalba Vaccaro all'Autorità regionale per l'innovazione tecnologica, Maurizio Costa all'Acqua e Rifiuti, Ettore Foti al Lavoro, Salvatore Taormina alle Autonomie Locali, Duilio Alongi Agrigentino al Dipartimento Regionale Tecnico, Maurizio Pirillo alla Formazione Professionale e Giovanna Segreto all'Istruzione. In attesa degli esiti degli atti di interpello, la Giunta ha assegnato gli incarichi ad interim a Salvatore Requilez, attuale dirigente generale del Dipartimento ASOE per la pianificazione strategica dell'assessorato alla salute, e a Maurizio Costa per il Dipartimento dell'Energia. Con la decisione presa oggi, evidenzia il Presidente della Regione Schifani, si conclude la riorganizzazione della macchina burocratica dell'amministrazione regionale. Ogni Dipartimento adesso ha un assetto definitivo in modo tale da assicurare un funzionamento più snello ed efficiente degli uffici. Nei giorni scorsi sono stati confermati 8 dirigenti, tra cui nei giorni scorsi la Giunta aveva già provveduto a confermare altri 8 dirigenti generali: Maria Mattarella alla segreteria generale della Presidenza della Regione, Giovanni Bologna all'ufficio legislativo e legale, Maria Concetta Antinoro all'autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, Grazia Terranova all'autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, Leonardo Santoro all'autorità di bacino, Ignazio Tozzo alla Ragioneria Generale, Salvatore Requirez all'attività sanitaria, osservatorio epidemiologico, Alberto Pulizzi alla pesca mediterranea. Altre 2 nuove nomine avevano riguardato altrettanti dirigenti: Antonio Cono Catrini al turismo e Donata Giunta agli affari extraregionali.